Grazie ai mondiali abbiamo portato a casa circa 400 milioni che servono, diciamo, dall'uscita dall'autostrada fino a Cortina e al Comelico. Oggi noi dobbiamo invece uso questo termine, il futuro olimpico della nostra provincia per finire tutti i punti neri. Strade scorrevoli e pronte per il futuro e una ferrovia con sbocco a nord. I bellunesi chiedono pari opportunità in tema di mobilità oggi che si approssima la chiusura di uno dei punti più critici della viabilità provinciale. Il nodo Bivio di Ponte nelle Alpi e Ponte di Santa Caterina è assolutamente il nodo più trafficato di questa provincia e le colonne lì ci sono tutti i giorni dell'anno, non è solo una questione turistica. Ieri la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti ha detto che è sconcertante che per la chiusura di un ponte ci sia un serio rischio paralisi per la nostra provincia. Da Lorraine Berton è partita la richiesta di un'accelerazione dei cantieri per migliorare la viabilità e l'attuazione del cosiddetto piano Marshall auspicato dal governatore Zaia per le Olimpiadi. In questa fase qui dobbiamo avere le idee chiare e progettare e farci trovare pronti nei tavoli che contano a livello del Ministero delle Infrastrutture in particolare e pretendere che ci siano i finanziamenti adeguati.